Sì, però se la scuola è così la tengo a casa mia figlia. Cioè se non c'è sicurezza, non è pulito, A mali estremi, estremi rimedi. sì. Le scuole veneziane sono sporche. L'Istituto Colombo a Chirignago, per esempio, non viene pulito dal 20 dicembre, tutta colpa del nuovo appalto. Il numero di ore è stato tagliato dopo la gara Consip indetta dal governo. E dal 2010 ad oggi abbiamo perso l'80% delle ore lavorative. Alla Santa Barbara, denunciano i genitori, le addette alle pulizie 3 anni fa lavoravano per 72 ore la settimana, oggi solo 24. A livello nazionale l'intero appalto è stato vinto con tagli che arrivano al 45%. Nella migliore delle ipotesi, quando riprendono comunque i servizi, comunque viene garantita la pulizia dei sanitari, cioè dei servizi igienici, una volta alla settimana, tutti i giorni, cioè, e la pulizia delle aule, delle mense per una volta alla settimana. Non è accettabile, insomma. Non ho intenzione di mandare mia figlia all'asilo, se asilo non si dice più, in una capanna, invece che in una struttura che dovrebbe essere garantita. Le pulizie di fondo dovevano essere fatte durante le ferie natalizie. Al rientro però i bambini hanno trovato le classi sporche. Poco hanno potuto fare le addette alle pulizie. In più ieri si sono presentate al lavoro le signore delle pulizie chiedendo cortesemente se c'erano dei mezzi sostitutivi, sempre le scope, gli scopettoni e quant'altro, da parte della scuola. Dove ci sono stati hanno fatto, dove non ci sono stati si dice abbiano pulito i bagni con acqua.